Saluti a todos, amigas e amigos da RTS Novas, ben agattauso e ben agattadas a questa puntata nuova di questa trasmissione che esplora dai eventos che ci funt in programma in Sardegna. Sandos eus affueddai de liburus, de concertos, de festival, commente sempre teneus s'opportunità di fueddai con un ospiti. E custotta eus affueddai de unu liburu, de unu romanzo, de una romanzo che esti bessio cust'annu. E si do faccio bi su liburu fisico, con sa mantigedda sua, si narra Assassinio all'isola di San Pietro, ed ha descritto Antonio Boggio, che esti in noi accanto a me. Saluti Antonio. Ciao, buonasera a tutti e grazie per questo invito. Grazie a tu Antonio Boggio esti, commenti esintendio Antonio esti de Carlo Forti, i su vueda su da Barchino, per me esti una novità di questa. È la prima volta per Miasci. Insomma, super bello, poitta eu tengo questa opportunità di vueda da su Campidanese e tu su da Barchino, a Biri, commenti, è un esperimento. Vediamo se è short, dai. No, sicuramente è andata bene. Sandosu, grazie a me dopo. Grazie a te. No, grazie a tu, può essere bene in noi, si presenta sul libro. Assassinio all'isola di San Pietro. Esti su de Tresi, a romanzo su che Antonio Boggio ha descritto con protagonista Alvise Terranova, che esti su nome del suo commissario, protagonista dessa serie de Gialli. Poi tu hai scritto tre romanzi su in questo genere, che esti su giallo, su giallo noir, adesso, no? Ensandosu, Antonio Boggio nasce in Igresia, in Vide Igresia, cresce in Carloforti, in Sisula de Santo Pedro, poi vive traballas in Casteddu, e Sandos Antonio, arribendi a sul libro, itta si può contai de gusto libro, de questo personaggio, ma proscattotu de commenti nasci di sa serie de Alvise Terranova. Commenti esti che te benni a tu sabi idea de creai, de fraigai questo personaggio e de ti vuoi a scriri a pizzusu de criminis, de delittus che ci funti contendidos in Carloforti, che esti sa vita tua. Allora, a me l'idea è nasciuta a Pesego, in tu senso che quando inizio a scrivere tutte le mie cose, ho pensato di lungo d'ambientare il più lontano possibile dal paese, perché mi va poi a che a me fantasia avvenisse, come dire, frenò se si ambienta una storia in ti luoghi che conosco. Allora preferiva scrivere il più lontano possibile, mi sono inventato per fine di luoghi o di luoghi realmente esistenti in Sardegna, però quando poi non va rilese queste storie, ma mancava qualcosa. Allora un giorno Pesego ho detto, ma se che proviamo a scrivere una storia dell'ambiente del paese, dove sono nasciuto, dove conosco tutti. E questo ho fatto, e quando poi ho rileso queste storie ambiente del paese, uno dove di nomi di persone vere che realmente esistono, è successa una cosa incredibile. Cioè, ho detto, ma cos'è che succede? Sapete come una sorta di, chiamiamo pure, punto emotivo tra la mia storia, e va a capire che ha qualcosa che va più già vita, lei ha l'ambientazione, che lei diventato lì stesso come un personaggio, lei ha proprio viva, lo ha messo un divertito, diciamo che a mettere in scena quelle che storie di me paesani, di me amici, sai, però finché questi romanzi restano in tutto computer non succede niente, cioè è una storia un di te diverti, poi quando è stato un momento da pubblicazione è messo un po' spagimmato, perché ho detto, ma guarda, se tutti sanno che mi ho ambientato una storia ambientata al paese, ho avuto un po' di puia, perché c'è poi in giallo un paese dove si conosciamo tutti, dove si ti va tu quelle che sono colonne portanti del paese, no? Che è il preve, il maresciallo di carabinieri, il sindaco, insomma ti rischi di mettere tanti guai. Comunque, per rispondere togliato domanda, lei nasce a Pesego, no? E mi è basato questo personaggio Alvise Terranova, con lei diciamo che è un personaggio un po' secondario, è un personaggio che se ne stava dere qui intente
ultime storie, quelli anche un po' diciamo che Dude comprendonio l'arrivava dopo a indizio, l'arrivava dopo detto e poi anche lei come usato volte questa ambientazione del paese, la come pigiò diciamo che in mai storia, la pigiò Vito è diventato protagonista principale. Intanto esiste più isso ad Izzerriae, ad Innai, Gasti Antonio, depo essere il personaggio protagonista del suo libro Cosa Tua. Mi deppi si voi in primo piano. E in qualche modo sì, diciamo che la picca a porta, amico aperto, lo amico un attimo un tumore, ho detto vabbè, caccita a bordo, vediamo un po' cos'è short. E te devo dire che mi trovo bene in sua compagnia, diventa un amico, dai. Devo pure di donare, vuoi per me pure al Vise Terranova, vince esatto il suo personaggio su che ha cattato in sul libro tu in Assassino all'isola di San Pietro. Commenti pure un esatto sul romanzo su che hai scritto già. Poi questo è su De Tresi, però già che lo ricordai, tu hai scritto su primo che si zerriata omicidio a Carloforte e delitto alla Baia d'Argento, che punti su primo e su secondo. Insomma, sempre in cui torna a cattauso sempre Sabidda, Carloforte e Paese al Vise Terranova che è il suo protagonista e tutto il personaggio nareo su secondario però il suo puro però denti una personalità di voti, un'identità di voti caratteristica cannosa e tutto si che cosa riconosci e tu sottorrauso a gattai come ti che vesti in persone che conoscevo su di aderas sì. Poi testi gente che ti piace da buffai a pappai bei a viaggiai e sti gente nareuso gourmand o che di piace di si spaziai tenti defettos denti primorisi insomma tu parli in di aderas a personaggio su persona reali insomma tu ti sei ispirato a Callincuno una persona reali diciamo che quando cerco di scrivere all'inizio giù allontanome un po' da quella che è la mia vita perché penso che in qualche modo la mia vita le limitò a conoscere, le limitò fissa anche un po' noiosa, quindi è bello descriverle anche shortì da sto recinto e non cercò cose interessanti in teatri tipo per un personaggio al Vise Terranova mi ho fatto così, cioè intanto aveva mi sono messo proprio in obiettivo quello se una persona sensibile perché mi piace in qualche modo circondome da quelle che è persone sensibili che non ha risposta per un tanta stacca quelle che non ha niente da insegnare agli altri se non che viene richiesto e quindi mi serviva una persona così magari brava in tutto il travaggio ma in ta vita privata un po' così come di cuganco di margini del miglioramento per non dire che è un disastro e quindi ho fatto così su Anetta cercò quelle che caratteristiche che a me gan quelle persone da cui gomi giù di stima e allora cerco di più gioia e di mettere dentro al Vise Terranova finché poi a un certo punto così tu primo mi ho deciso le cose e poi io ho messo in pratica da un secondo in poi non posso decidere niente perché ormai lei ha l'effetto così guai se ti fanno un'altra cosa cioè lei ormai si muove ho scritto da riconoscere quelle che è caratteristiche a natura del personaggio e la da far muovere rispettando questa natura quindi mia del suo carattere non posso scambiare niente perché le così lei si ribellesse in questo senso e poi anche gli altri personaggi come te hai detto prima che sì, secondo quando iniziò a scrivere il primo romanzo Omicidio a Carloforte per me volevo prima e l'ultimo non aveva un'idea di una serialità quindi non aveva manco bisogno da non esplorare troppo queste vite un'idea di serialità l'arrivò dopo diciamo che la muco riceve dai lettori e in qualche modo a lui suonetto a conoscere meglio questi personaggi tant'è che in questo ultimo libro secondo me anche quelli che in personaggi secondari vengono in a ciupe con me questo difetti, questi pregi e se va a formare queste sinergie tra personaggi che poi vanno avanti e vediamo poi dove ne portano.
No, video su poeta, intanto tocca da leggi su San Romanzo, esprimo d'uso, poi comprendi finza sa commenti sa mania da sta storia, commenti sighinti, isa contesto su. Sì, ma se posso dire una cosa, una Certo, piccola parentesi, claro. che spesso mi domanda, mi dice, ma ho da lei tutti? Mi dico de lungo, non è obbligatorio, tipo inizio anche da stucchi dall'ultimo, anzi mi de solito quando scrivo un autore, leso de lungo l'ultimo, perché in qualche modo penso che sia già fotografia da somma e tu in tu presente, no? Se poi da lì mi piace, torno del re e me leso fino agli altri. Però chi tra l'altro che in tutte storie autoconclusive si può tranquillamente iniziare chi poi certo è in lighe da qualche sottotramma tra il primo, secondo e terzo, però ai fini diciamo che da lettura secondo me si può tranquillamente iniziare da sto chi. Questi commenti una serie antologica, che ogni stagione di una trama, una storia che si serra da quando serra Sì. da sa serie, iniziando su sa stagione che si di da poter come Black Mirror, Sì. che è una serie antologica, insomma, due cose che stessa prima stagione, che è scappiata dessa seconda, dessa Certo. terza. E ahí ci è su proprio con questo Sì. romanzo su che però punti sempre ambientato in su tempo su de oggi e Sì. se una rendica questo è ambientato in moi in questo Sto che anno. sì, l'ambiente. Diciamo che più o meno allora, no specifico a data esatta, che poi da quando mi avevo Covid, se ti ambienti tu presente, ti diciamo che sta mioggia di separazione tra prima e dopo il Covid, mi 2020 sì, mi ho cercato diciamo che da ambientoi vagamente che dei riferimenti che se io proprio sia da no a cercò facendo i calcoli quei dote vagamente se un 2015-2016 che è un po' diciamo che a dimensione che vuoi varrende per poi diciamo che fa avai il protagonista a gioventù in ti anni 80-90 quindi l'idea è quella più o meno di sto su 2015-2016 ma diciamo che uno è proprio stretto comunque siamo un tu presente poi in questo romanzo che anche in che due contemporanei che si muova differentemente che è l'indagine del presente e che poi quella che è una storia che arriva dal passato che arriva da Svizzera perché però no da scrivi che teneo documenti che senti dusu contatori che Sì. da scritti poi uno sti su contatori nareso onnisciente che è stesso chi conta da sta storia indagini del vise di tutto quanto su Sì. poi donareo su i commenti su che succede di questo libro che lì è stessa storia di assassini all'isola di San Pietro in Sì, una te varietà due di Paole, sì, praticamente al vise quelle quasi per pigiose ste merite ferie con la sua compagna Elisabetta che andava a viaggio a Zena venne improvvisamente interrotto da una telefonata che trovavo in morto in una bottega di orologeria e non si capisce bene se al viso diciamo che è triste o contento quella da interrompere queste ferie per seguire l'indagine comunque lei interviene perché un po' tutto fa penso a un suicidio o l'ispetto Ucciamo che dice commissario a me te da venire qui è successo sto fatto un po' un suicidio con tanto del biglietto tutto a posto però quando al viso va già vede qualcosa che non convince allora se diciamo che come un lette storto non è finché uno sa leva un'idea o gautarlo no conviene a testa e allora lei la va fino in fondo e poi insomma senza anticipare troppo perché anti gialli non si può dire non si può dire proprio niente sta da parlare di tutto tranne che do romanzo o va fino in fondo e scoprirò le cose diciamo che e lì e che sto piano c'è un narrativo che arriva da un passato da Svizzera che poi perché a Svizzera perché lì è la patria dell'orologeria quindi alle lì Goku protagonista vittima quello è un orologiaio che mi giù emotivamente ligò questa cosa perché me nonno li hanno orologiaio li ha l'orologiaio do paese no? E quindi mi ho de lungo avevo bisogno in qualche modo da no
a ricercare questa storia familiare, no? Cercò cosa gli è successo in quegli anni in cui hanno vissuto in Svizzera come nonna, avevano lasciato mia mamma o paese, perché all'epoca, negli anni 60-70, non si potevano portare i figli in Svizzera, perché i svizzeri non erano tanto contenti di avere troppi italiani. È un po' una situazione particolare, un po' come avvivemo anche per certi aspetti. E quindi Gea, il fatto di riscrivere un po' quella che è la storia familiare, un po' di parlare del tempo, perché in qualche modo, secondo me, un difficoltà di questo romanzo è il tempo, cioè quello è molto importante anche per il protagonista, la visita nuova, quello che io definisco tempo e memoria, nel senso che quello è molto legato al passato, ai ricordi, a tutti questi i molto romantici, no? E che è un episodio che come va colpito in molto, che quando era figlio mi vedeva mio nonno con gli en pension, così ha legato un po' tutta l'attrezzatura, al banco onde lavorava, no? Ed è con gli en pension, come diva, si portava a questo banco sotto una saina, sotto l'ombra di una saina, si metteva un monocolo e lavorava avanti a questo relò e mi diceva: ma questo è lungo da lavorare a questo relò, a me mi può va lungo stesso. e lì mi è venuto questo pensiero che poi l'ha restato sotterrato per anni, che le ha come se non cercasse da giusto un oggetto, un relò, ma le ha cercasse da giusto in qualche modo il tempo, cioè proprio un evento che si portava a vedere da chissà quanto tempo. Allora ho detto andiamo un po' a vedere cosa può essere successo. Allora mi sono divertito, poi ovviamente tra finzione e realtà a ti onde fa questa trama. Ah, interessante, ma tu scesi che pensi a Iaio mio, via da orologiaio, Antonio Basile. Ah, ok. Iniziando su questa attività di essere seguita con questi figli. Ma tu prosegue? Tu dai zio mio, Daniele. In Terraba. Terraba. Ok. Bello. Anche perché mi sono cattata di ovuro leggendi de Cristiano Galileo, che sono nomi del orologiaio, di ovuro ha pagato tutti questi elementi a capiausa sa bottega, a capiausa sul laboratorio, dei commenti della ballata, e a me ora mi funziona sotto questo sarregoto di aiaio. Buonanimo. Comunque le meste quelle che si va a perdere. Certo, tu hai fatto bene, vuoi ti da raccontare, insomma, su se elemento del suo tempo, su che esti aici centrali, che si insomma, l'orologio esti vince sono simbolo, non esti scelto un oggetto, però esti vince questa rappresentazione fisica del suo tempo, da commenti marca da suo passo del suo tempo, e da cattaso vinza senza mantigella nel suo libro, e questo piano, questo livello doppio di narrazione, del suo conto, uno nel suo passato e uno nel suo tempo su presente, si dà lavoro questa dimensione doppia di tempo, stando su bello mai da questo che hai contato tu, dei commenti. Grazie. No, è quello che insomma come dire, certo. innesco. No, però torna da tutto questo che si innaueta, si intrelazzano, nel caso che agattao su questa bella unione, intra questo conto pros antico, queste memorie familiari, e questo che è invece su vilo, sa linea narrativa principale, che è questa dessa indagine al Vise Terranova. E torrendi a su generi, che è su grogu, su giallo, questo è sti bestio Mondadori, esatto su PM, giusto? Pensando su questo è su primo libro che su primo con Mondadori. Ti allo preguntai che li funti i modelli, il riferimento su d'uso de scrittori, de autori, ma vinzas in su cinema, poeta non scetti dessa letteratura, vinzas de su cinema e desatro linguaggio. Allora, a me mi piace l'ese di tutto e penso che in qualche modo
in scrittura, lettura, o viene contaminato da tanti stimoli. Per esattezza, mi piace proprio essere contaminato da tutto quello che in qualche modo mi fa trovare un pezzetto di me, oppure mi piace, o mi risveglia qualcosa dentro, a volte magari anche qualcosa che non mi piace poi tanto. Quindi è veramente, come dire, immenso l'elenco che te può essere fuori di scritture che secondo me mi ha influenzato e continua a influenzarmi. Però diciamo che da quello che poi un po' capito che short ci da tutti, ovviamente che per me pare un tuo genere, che è Andrea Camilleri, quello è uno di quelli che lo maestro scrive dei libri bellissimi, hanno fatto anche di cinema bellissimi questi libri, Commissario Montalbano. Poi un altro che diciamo che secondo me mi ha influenzato molto è Jean-Claude Izzot, qua su Marseggia, che è proprio una città del Mediterraneo, quindi quando le sai vai poi va de mettere una mano in tu mo e vai a sensazione di poi toccò tutti i paesi del Mediterraneo che in qualche modo ne liga e quindi se qualcuno che la definisce i miei libri di gialli mediterranei, no? Perché che proprio cioè, i popoli del Mediterraneo sono proprio connessi che tante cose che ne lighe, che in qualche modo si mesce con il nostro modo di fare, con il nostro sangue, con le nostre paure. E poi ce ne tanti altri, a me mi piace anche i romanzi americani, tipo Faulkner, tipo John Fante, e qualcuno secondo me ha qualcosa da insegnare, cioè per dire Faulkner mi vago a pigiò quello che è l'uso che fa lei di sensi quando scrive, no? Quando ti leggi Faulkner ti puoi sentirlo le strade che descrive, di toccare gli oggetti, quelli legni di cui parla, no? E quindi cerco di imparare da lei questo, cosa che magari non posso imparare dai suoi. Quindi tutto quello che in qualche modo mi arricchisce mio audio, la mia esperienza, e quindi cerco di mettere dentro. Poi come cinema ti dico a te ultimamente su che ne ho ben pochi, cioè mi può venire anche che ho visto recentemente, che ho rivisto in porte recentemente, il Tenente Colombo, che a me mi piace tantissimo perché è un classicone che a me mi piace proprio la cosa, infatti in questo romanzo forse a short anche un po' a me passi un po' Colombo, che quando Colombo arriva in ta scena del crimine in qualche modo lei sa che lo colpevole, no? E quindi o letto, spettato, o sa, ma il bello è proprio poi come fa in qualche modo a tirare a mettere insieme tutti i pezzi e quasi il colpevole poi sì, ok, ti mi becca su me, cioè, o a risolvere, cioè, o proprio da trovare un modo per fare io confesso, però le usa a me questa cosa mi piace meglio, no? Questa cosa sorta di intuizione con la mi piace meglio. Al viso Terranova uno gasta intuizione, ma in qualche modo quello che secondo me lo suo potere o l'autarlo in ta testa, diciamo che testardaggine quella da arrivare fino in fondo. Esti tosto rudo al viso, però esti determinato meda, esti una persona che, come ti hai lui, te di intuizioni, poi te su non doi di lassai su caso, finza saccando non date al resorto. E iniziando a andare da finza a fondo, e iniziando a cicca, da vai di finza se cicca sei su a so, che manca i bessi in un vago dell'ambito, un areo della polizia, delle istituzioni, i suesti, poi te su devi dire che è abilità, di arrivare a questa abilità, però noi si scettico, il suo traballo è staici. Però questi vinza sono uomini che di pragiti a papà e bene, e poi costuma da remonao a me, a Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalbano. Certo. Vabbè, che Montalbano. È Montalbano, mangia, che stivica Montalbano è Montalbano. Esatto. Pensando ci punti E connesci in qualche modo. un altro mediterraneo, Manuel Vázquez Montalbano, un altro buonanima. E di Bragenti a gusto d'usa Montalbano e a Carvalho a Pappai.
e a cucinare. Sì, A papà beh, questo fai 2 colazioni si ogni se non 3 qualche volta, sì. È buffa, si nata da Califunti bino su che buffendi, quando anda da cattare amico, viniccio, su che vivi in sa barca, insomma, e ascolta la musica. Sì. E ascolta la musica bella. Sì. Questo pure è stato un elemento che a me mi modificava, poeta dove ponisi i titoli dei dischi che i supponi tipo ascoltare, ci funti Tom Waits, dove funti Velvet Underground e Nico, e insomma Jeff Buckley, Jeff insomma, Buckley, diverse insomma. Contamino a Sfin, perché anche lì insomma è tutta una bella famiglia quei musicisti, no? Ma appunto è questa musica che tu ascolta quando sei scrivendo, tu ascolta allora a me quando musica. scrivo non gli fa a sentire musica, No. che deve essere silenzio tuttora. Però prima e dopo a gadavesse, perché è da lì che poi piggio, come dire, a predisposizione psicologica per mettermi a scrivere. Però quando scrivo poi gadavesse silenzio. A cosa do mangiò per me oltre che a tributo a questi grandi scrittori che a me mi piacciono tantissimo, li ha proprio anche in tributo a me cultura, a me Wisa, ai tabarchi, che ha questa cultura culinaria in modo particolare che ritorniamo al Mediterraneo, che è un po' all'arrivo da quando i primi coloni arrivano da Taborca, che è di pescatori di Corallo Liguri, quindi a sua volta venivano da Pegli, vicino a Zena, e hanno mesciato, no? Che è partito con una cultura che ha attraversato il Mediterraneo dopo 109 anni, ora se la ritroviamo qui in Sardegna, nell'isola di Sampè, e così come è stata mesciata, quindi abbiamo cascà, abbiamo anche certi ortaggi che abbiamo portato da Nord Africa, come faccusa, no? Che hanno dice trioli pelusi, che noi mangiamo qua a scorsa in insalate, autunno che è una tradizione proprio di Carloforte che non veniva da Taborca, che le Mopigiochi, e quindi li ha proprio per rendere, come dire, anche in tributo a questa cultura che vedo che cerca un municipio, come tutti i miei paesani, de valorizzare, no? E quindi mi poi va giusto mi asci da un mio contributo da questo punto di vista. E poi tu metti fuoco e mangiò tutto quello che poi meno posso mangiare, metto a fuoco mangiò a lei, quindi lei anche in sfogo. Sento al viso sti come un alter ego. E a volte sì, a volte no, A volte però no, per però- mangiare sì mi serve per... Che tu Per mancare una quello. volta si papà una cosa, si dava si papà e hai visto, cioè- su manco uno. Si dava no, anche perché se sei da mangiare tutto quello che mangia lei, No, sei da beh, fare certo. 5 di palestra giù. No, È impossibile. no, grave, no. Praticamente non potessi traballare, Esatto. potessi andare in palestra. E insomma si subito commenti finza sa vita di Carlo Forti, esti presenti, esti uno protagonista di questa storia, con sa cucina, con sa tradizioni, con sa lingua, poi tende voi punti finza sa dialogo in tabarchino, non punti in metasa, però sarebbe su sicuro a caratterizzare su contesto, i personaggi, i relatas che ci punti in tre personaggi. E questa dimensione della lingua, e poi ti dava questa pregunta, poi se fu in tabarchino, e questa è sua trasmissione a pizzo in lingua delle minorie in Sardegna, pure, in Sandosu. Canto su tabarchino è ancora bio in Carloforti, in Sisola de Santo Pedro, e spicciocco, spio su dove tanta. Sì, sono mezzo contento, lei è proprio vivo, cioè come ti arrivi col traghetto, subito ti senti parlare tutti in tabarchini, Ah, i bello. figli, ciassa, e riuscì, cioè mi avevano che avevo più da una ventina d'anni, che vago da lungo in mezzo un guentea quando posso, e sono da lungo mezzo contento di scrivere che ed è sentito anche un vivo proprio un figli, che di programmi anche scolastici per imparare come si scrive, perché poi
io ti da figlio le de lungo parlao, ma nessuno l'ha scritto, tant'è che mi che scrivo come un porlo, poi parvendimo che una scrittura secondo una norma, o che sta giù un sportello proprio regionale di Tabarchin, dove non imparavo a scrivere. E figlio parlano tutti, è una cosa molto bella, che conosce perso. No, manco male, sì. Meglio Dove bello. punti vinza sa documentario su che dove in TB, che mostrano tanto Sì. sa lingua Sì, che tenia in mezzo. E fortunatamente, magari che stati di anni in passato che se poi va anche rischiò, però che anche più tutti quella è una ricchezza, giustamente fanno di tutto per tenere. Certo, e apposti sì, sulla sesta vinza sa fatta da conoscenti vinza sa non scetti in Sardegna, chiaramente, ma pure in Italia, poi ti via da bessita sa serie con Gianni Morandi, Sì. l'isola di Pietro, Ma lì non parlavamo. che però in cui nemmo su da poi tavarria da questo problema via da su contesto via da gusto de Carlo Forti, però sa storia via da stesiata L'anno allora, ovviamente l'ho fatto bene l'economia locale, non metto un dubbio, perché ha mostrato veramente a tanta gente quelle che in ambientazioni che è giù belle, però l'andovia proprio come una coreografia teatrale priva poi del contesto sociale vero, no? Quindi hanno fatto un travaglio così che è quello che rischiava di farmi prima quando non ambientava la mia storia o paese, ma ambientava in altri posti dove magari non è aderente proprio al tessuto sociale. E invece penso che mi ho fatto un travaglio diverso, un travaglio che ha cercato di da no a scavare proprio quello che è il tessuto sociale. No, beh, in il romanzo su Cosa Tua, Cattauso sempre sacca più voti dessa storia con Sabidda e con Logus, tu proprio si narrasa andando a papai, ristoranti, bar, come ti si in spiaggia, cala, sì, che è tutto vero, sì, tutto poi vero. ovviamente è un romanzo, ovviamente qualche volta ho dovuto adattare a trama qualcosetta, ma dimo che veramente poco, cerco di lungo di scrivere storie che in qualche modo siano già verosimili, che poi sanno succedere dove, tant'è che in testi romanzi che in già il crime, come si dice, ambientalmente in un isotto dove non succede niente, e a volte è difficile trovare cose, allora è proprio da vedere persone dentro, da mio quelli che i canti che mo dentro, e secondo lì ti hanno fare storie che andano dappertutto, e se ti riesci a mio con un altro occhio certe situazioni, ti riesci anche a far succedere qualcosa al paese. No, beh, certo che tu castias in maniera attenta su che succede, di hai storie assagenti, famiglie, insando ti arrendisi, ti accattas delle storie che poi in ti bessiri, che tu vosi contai, e dei commenti si intrelazzano entre issas, si attrocchillano, poi creai tutto questo, questa trama, questo intreccio de storie. E torrendi a Sisula, poi da Santo Pedro, Sisula de Santo Pedro, esti una isola de un'altra isola, che è stessa Sardegna, e insando sumesti bene a Conca un vueddu che ia ligio imperau de Gesualdo Buffalino. Gesualdo Buffalino ia da imperau questo vueddu che aveva da isolitudine. Isso chiaramente du imparata con riferimento ai sicilianos, poi isso via da siciliano, però questo vueddu di utilizzare vinza su altro poeta, un poeta cubano che si chiama Guillermo Cabrera Infante, e isso imparata può espressare una condizione di attaccamento e di isolamento tipico de persone che vivono in una isola, pensando su Sadro, su Carlo Fortino, su Siciliano, su Cubano, e tutto. E pensando su questo dessi isolitudine, su dessi assousu in una isola, e sicuramente essi un'isola intro de un'isola. Tu a quale livello di intendisi di isolitudine che tu potessi espressare questa condizione, questo sentito, come ti sta descritto?
Posso chi Allora, portò a questa vita me, tua? come ti me lesio queste frasi, mi è venuto una cosa che va lesio diverso tempo fa, non mi ricordo purtroppo da chi, ma penso che fosse Junger, quello Mhm. filosofo tedesco che poi ha anche demo che ne esplorato da natura, ha andato al paese, ha studiato certi coleotteri. E Mm. sulle comunque udiva che Nuisa anche a più piccina che avesse in scuggetto per niente non è niente da vivo però è quello scuggetto che de alghe che di muscini di coleotteri che biologicamente è viva quell'isa per sopravvivere quello scoggio per sopravvivere o la da trattenere tutta sta biologia, no? Perché se tutto va via, quello è morto. E penso che in qualche modo sta cosa e Wiso fa anche quelle persone. Quindi per sopravvivere Luisa a ne trattiene in qualche modo. Tant'è che mi ho provato, diciamo, pelle quando è a Suenotto e prime partenze, no? Quando è un de Luisa, o lascia Luisa, o più il traghetto, o in siciliano. Secondo me siamo lì che da una sorta di fide nostalgia, cioè Mm. partimo che siamo già che pensiamo a un ritorno, Mm. quindi che secondo me questo legame forte, cosa Mhm. crea anche proprio per persone. E la solitudine per forza again in qualche modo alle meglio viva li ne radicano come se fosse una cianta proprio in tutto il terreno a caccia sterraggi come anche in questo terreno che a volte è un po' arido no? Un po' imposti per creare vita eppure siamo lì restiamo ancora restiamo lì da sta cosa e secondo me questo influisce tanto poi sulla personalità delle persone de Wiz e anche in tutte cose secondo me l'influenza a me scrittura. Mm. Sì, con questo di dopo preguntavo e voglio comprendi commente questo, questa condizione de isolano, de solitudine ti ha influenzato come scrittori, come ti hai Mm, ingizzato tu a scrivere, come ti hai incarrerato, come ti hai ti indisi accattato che tu lì a sta scrivere. e va È necessità una cioè necessità. e forse è proprio nasce quando è proprio suonato per una condizione, se vogliamo definire, di noia, no? Mhm. Perché in me mi portavano in questa vigna dove non avevo altri figli, ha solo me, e quindi le giornate erano lunghissime, io iva da passante in qualche modo. E probabilmente per vincere questo sentimento di noia e di solitudine, perché ha solo me, Mhm. figlio, e vado a inventare qualcosa. Allora probabilmente su entravo in qualche mondo come ha fatto sto bene, da lì ho continuato. Per sto bene cosa da fare dentro un storia, allora magari leseva di fumetti, leseva di libretti, leseva qualcosa, provavo a scrivere, poi mi ricordo che quando mi iniziavo a appassionare da musica, scriveva anche delle canzoni, cioè delle Ah. poesie, quindi secondo me tutto nasce da lì, da questa resistenza contro la noia, contro questa solitudine che mi è stata imposta in qualche modo, e Mm. quindi poi va a fare nient'altro, ma va da sopravvivere. No, vero. Eh beh, certo, però, che tu desigiai questa... Però deppi stessi già nareo su predisposto, deppi stessi già... Non deppi si dare commente cosa, che poi sa necessità di scrivere bene de Mm. su fondo, non so, de intro, del noso. È Per una cosa verso, che tu nasci sì, con per questa verso. necessità, però si funti creata apposta, si condizioni, si può da mangiare. Esatto, magari l'evento in qualche modo va a far Mm, sortire. Ma certo, ha di chiaramente da di stimolare Sì, a sì. scrivere. E poi cercando di arrivare a Sacabo, mi ha da piacere sentire questa bella voedata arregionata con tu, poi te stemma sa punti di avere a medas, però mi ha da piacere a sentire che sa storia di Elvisa Terranova tendi già uno sigidi. Se si pensando già a un altro libro, a capire questa serie, e ci si già traballando, ci si già pensando. Allora, sono che travaggio perché comunque in questo romanzo in qualche modo ho cercato di fare una promessa al letto, che è Mhm. quella del ritorno con un'altra storia.
E quindi sì, su che travaggio, ma ho tanti progetti, perché insomma a testa vira, va alla de lungo bisogno in qualche modo de creò, de cacciò materiale, de rivedo, de fosse di mento. Quindi ho tante idee, tanti progetti, a volte quello che manca è un po' il tempo, però ciani Su tempo su questi commenti narrativi in questo libro fondamentali, sì. E quindi sì, sono che travaggio a un altro romanzo con protagonista Alvise Terranova e tanti altri progetti. Insomma, a vettauso. Esatto. Tocca da vettai. E che tu potessi sintetizzare il romanzo Assassino all'isola di San Pietro in uno nareoso o in una frase o in uno sentito in un concetto, in un'immagine che lì è adesso. A me viene in che dimo che più che questo romanzo in genere i miei romanzi tutti insieme mio de lungo pensavo che forse è come tante solitudini che va dentro, che in qualche modo va bisogno di foglie shorti. E i romanzi poi si trasformano come di in egua che poi asgura in te pagine, cioè se proprio tu dà una sensazione di quando poi vedo un romanzo finire qualcosa di me, ma non solo di me, però ovviamente un filtro è lungo quello che è qualcosa dentro di me, quindi queste specie di solitudini, perché quando ti scrivi te è lungo da solo, cioè te hai bisogno di quello tempo per te. E lì ti tinde fuori e diventa qualcosa. Sono queste immagini dell'acqua che corre. Che sgura, sì. Sono so bello, da una mizza, no, una sorgente che vedi s'acqua, scorri, passai e si incivotta dal nostro puro. Poi certo. s'acqua è un elemento centrale, pure questo, poi si vota da vinza a cambiare. Sì. Come è nato Eraclito quando entrava in San Rio non ci bessono mai, certo. Lungo stesso certo, non si bagnava mai 2 volte senza proprio acqua. Come ti fu andata presentata a Vincenzo a questo momento? No, è che va bene. Devo dire che è un ottimo riscontro e a me giù restio all'inizio a fare presentazioni perché non mi piaceva parlare in pubblico e a me giù proprio restio. Invece ho scoperto che è proprio uno dei momenti più forti, più belli per scritto quello di incontrare i propri lettori, perché poi ti vedi proprio cose garrive, è incredibile, ti dici ma da sta cosa che ho creato me è possibile che la generano queste persone tutti questi belli sentimenti, queste belle cose. Sono meglio contento di come le cava. Sì. Sta presentata in un momento nareso di Sattopio con suo pubblico, con i lettori, con sì. che ti torna da tu, tutto questo entusiasmo sopra di questa gente che tu leggi, diventi pregunta. Esatto, in qualche modo puoi scriverle anche un po' restituire quello che poi ti accorgi quando ti fai queste presentazioni. Sono proprio contento che dica vai te. Bello, sentendo un'ora buona se vuoi moi biuca sa prossima ci da chiedi su 30 di Dreula Singonnese. Ci fu un teatro senza un mese a agosto. Sì, che ne diverse programme che un attimo da regurdome, però che sono diverse. Ad agosto go Valedoria, Sassari, turno al paese alla terra, ne fago generalmente 3, una a Pegno Short, magari una a luglio e una ad agosto, perché comunque che tante persone che non possono venire prima e sono piaciute poi di vedermi magari quando è che magari per lavorare in fuori, quindi ne fago succedere una con tantissimo piacere e che ne diverse. Poi io danno in Sicilia a settembre, insomma che ne da fare. E insando su Deppeuso si darà la posa troppo che il prossimo presentata adesso il libro Assassino all'isola di San Pietro di Antonio Boggio che cattasi noi questa una coppia di Antonio Totò Pigna de Fuggetti no bella Bivia da cattaso in tutte le librerie de Sardegna e Noscetti si do consiglio
poita est una leggitura amena, fragili, scurri di bene, si lascia da leggi bene, con prageri, e si ci vota dentro questa storia che ho lesi, scoverri, a paga commenti a tante cose, senza capiesi, vinza dei personaggi, che ci punti, a Rivano, a Palmisano, a Viniccio e al Visa Terranova, grazie a me ad Antonio. Grazie a te Miriam, grazie a Dovea, grazie a te. Nora Bonasa, in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie. viva il lupo. E mo in noso si che uso poi si deve recordare che li punti eventos in programma che si punti abettendi. A tu Antonio ti piace di su cinema? Sì, sì. Ti poco tempo però ti piace. Sì. Insando su oi, ai 9 ore e mezzo, oi, che sti cenavara su 25 de Dreulas, c'è sti sa presentata de Nemos andando per mare, a proposito de Isolas, de Marco Antonio Pani, da Sibio questo film, no. Bello meda, da fai, de bidi voi testi sa versione in Areusu Sadra de Sodissea. Ah, bello. Tutto in sadru, tutto vuedao e cantao in sadru, Marco Antonio Pani esti su regista dove presenta con in sa manifattura in Casteddu con Enrico Pau sando su Zaragodo gusto che esti una delle proiezioni, uno dei film in programma in su programma de Notte Tempo 33 che esti sa rassegna del su Cinema Odissea che ogni anno bessi del su cinema e anda da sa manifattura in Sarburada Regina Margherita. E domenica 27 c'è da essi sa naresu sante prima de su filmi de Riccardo Milani con su che ha di fatto a pizzusu de sa storia di Ovidio Marras che si narra dalla Così va la vita che ha da bessiri in su mesi della Dammini però issu già i beni di ad presentare in Sardegna e ad avvedere con issu Massimiliano Medda. Tanto adesso vinza su un'occasione può disciri de brusu de questo film. E a proposito de Carlo Forti devo ragodo che in questa disi c'è su festival Creusa de Ma. Sì. E proprio oggi Giardini di notte ai 11 Round Midnight cine concerto live con Massimo Zamboni che ha da fare un concerto che si tiene da arrivederci Berlinguer. Ti piace di Zamboni? Massimo sì, Zamboni sì. Caspita Santos tocca guastia chi podiauso vero bisogna no ogni luogo io tocca andare però in Sardegna ci punti troppo eventi in stati sì bisogna tocca da scioperai tocca da biri che li potevo pica i patti poi tapponnai i puru che se uso in Casteddu però in Villa Simmius ponnai c'è sti un altro festival su festival della Marina di Villa Simmius e scisi chi doi esti e chi doi esti Javier Cercas su scrittore spagnolo su scrittore spagnolo con Giordano Meacci stando va in un attobio in cui Alessandro Borghi ad alligi ad fare il leggitura bello intanto che sei in Villa Simmius so accanto del paese andai a ascoltare Javier Cercas con Giordano Meacci e Alessandro Borghi poi questo festival della Marina di Villa Simmius in Carbonia chi Zagattaisi in sa zona de Carbonia, Bidegresia, Doiesti, sta seconda edizione del festival letterario Carta Carbonia, che si va in Sarena Mirastelle de Carbonia, tu ci sei stato? Testi capitao? Sì, a Carbonia sono stato 2 anni fa, quest'anno, qualche giorno fa sono stato a Bacuabis, a presentare Carbonia, sì, insomma, un'ottima accoglienza. Certo, però su festival de Carta Carbonia non conosciai, no, dove si andava uno festival che si presenta da tutto su panorama letterario de Sardegna esti promuovi del suo comune de Carbonia e coordinato del socio enti locali per le attività culturali dello spettacolo.
Recordavo che si da passate sti begni a Francesca Casula del Libero, Spovoedà e del Liquida, che sti su festival che a Pariccianta che organizzano incontro in Gianus, in sa Basilica de Saccarge, in San Gustadisi, fino a Domenico, adesso è possibile andare a bere su festival. E a Cabau, su festival Liquida, Giuliana Sgrena, che è una dei ospiti de su festival Liquida, ad Asichiri, un'entula, a Trusatovius, può presentare sul libro cosa sua che me la sono andata a cercare, diari di una reporter di guerra, e insando interessante in meda, può ascoltare Giuliana Sgrena a presentare sul libro, guardo se andai su 28 de Treulas in Portudorra, su 29 in Bidamanna Strisaili e su 30 de Treulas a Semini. Tu ja stessi in Gonnesa. In Gonnesa. No, in Gonnesa. 30 a Gonnesa, sì. In Gonnesa stasera. Quindi non possono. Non può andare in Sandoso, peccato. Posso che per tocca dei sconcertos, sa musica, che tu di vragi. Per forza. Certo, Dolomano no bene di Tom Waits, suonai, no? Purtroppo sei io difficile. Ed è sì bello però, però due esti, una quando esti, su 3 di Augusto ad Benny Vinicio Capossera. Bello, anche lei mi piace Vinicio, lo sa visto diverse volte, ma non è mai abbastanza. No, sti mai abbastanza, io so da suonare in Lanusei, in su Festival Rocce Rosse Blues, e ci vorremmo uno che con Mark Ribot di suonare meda volta, però in questa disi c'è su Festival Dromos. Okay. In sa zona di Aristaisi, sanno ci punti in mezzo concerto in Aristaisi, in Tarros, e gustadisi proprio esti finza sa partita sa mostra de fotografie che si zerria da Hope Around New York Graffiti, che esti in curo de Fabio Lannaldi, che esti una collezione personali di Pietro Molina Sbalatta, che è uno che conosce gli sgraffiti, e insando se adesso possibili abili questa mostra di fotografie del su 18 de Treulas, insando se sti già in ghizzata, finza a capo del mese la damini, ottobre, e adesso in su Voro Boario in Aristaisi, però posso che per toccata e sconcertus arribau su finza ha un altro nomine di importo della musica italiana, che è Edoardo Bennato. Edoardo Bennato, casona in Castello proprio questo marì in Sarena Fiera a noi ore e mesi, insando ci da vedere su forse. Poi mu fo. Andai, lo so, su cinema Lasciamo tutti andavo a ascoltare Edoardo Bennato che ho leo si nunca state 27 edizioni siete su Festival La Babula che si fa in Sennori, questo stiamo vedendo troppo atteso, oi puru in Sennori ci vunti JP che è uno musicista portoghese con però che tiene di vinza vibrazioni afro-brasiliana usavati questo suono tutto contaminato iniziando su Deneo su concerto de JP e Neia Dendè che è una DJ e performer de Bahia che va di uno DJ set de samba, asce, spirito afrotropicale, questo pure sti bello, ma però è in Sennori, non da ribasso, troppo difficile. Poi nareuso accabai questa carrellata, questa rassegna de concertos de Zarregodo che dove esti vinza a Cristiano De André, commenti a Sarremonau su Creusa de Ma a Fabrizio De André, Cristiano De André vai di uno concerto, De André canta De André e ad essi in Salighera, in su Anfiteatro Ivan Graziani, ad adesso su 31 de Treulas, se nai cittadini, e ad Asighi vinza in Lanuse, insomma, che ne roba, Cindemeda, de cose de biri. Finza da suonare Cao Blues Festival. Diciamo su questa parte de quando depo spriccai is eventos culturali che ci funti in Sardegna esti sempre nareuso uno vago stimolanti, spazioso de contai, però vinza se ti vai bene uno vago de rennego, de rabbia, poi t'hanno poi si tutto. Certo.
Sando su bisi E che a ci volte vunt. scegliere è proprio difficile. Sti scioperai tutti gli eventi che ci vunti e ci vunti in meta se eventi. E apposta si nai, però questo mi do Pedro, poi te ne posso andare, poi nai, a Narcao Blues, poi te segui noi, poi te magari te pondai un'altra cosa. Però sta Certo. cosa bella adesso Che ne Sardegna. tanti, le belle, le È belle. in Sandoso. Non si Questo. può lamentare seriamente No, da questo punto non di si vista. può Deo su che c'hai. Sandoso, Deo si torro grazie Antonio Boggio. Grazie a te. Po sta pazienza, po questa bella regionata che ho fatto, finza sapizzo su dei eventi culturali che sapete tanta a partire da questo meri. Se ricordo che si potesse iscrivere a sta mail evento su RTS a Novasa, chiocciola, mo mi viene bene di croccoriga, no. No, sti croccoriga, zizicorru gmail.com, zizicorru lo Sicuro, tu vedi, non so se in tabacchi è come lei si di tu chiocciola. non tu scisi. So, bambucci, c'è a me. Però vornai Però forse chiocciola. andiamo chiocciola, forse sì. Poi te in spagnolo io adesso arroba, Arroba. però noi a zizicorru gmail.com. Poi si iscrivi, poi si segnalai tutti gli eventi che ci vunti, che mancai non tu sappa cattauso, però mi ne scinti deppeuso conosci, insomma, si torro grazie, buon numeri a tutti e si torrai a bere intendici da chi, di come altra puntata del RTS Novas. Adioso e grazie.